Allora, rieccoci qua, dobbiamo dedicare anche un attimo all'aspetto della sicurezza perché ci sta tutto, perché poi un progetto di questo genere serve anche, oltre che a muovere l'economia, rivitalizzare i centri, far sì che, come diceva anche il sindaco di Noventa, allontanino male presenze che fanno del male appunto alla vitalità dei centri, al commercio, ma anche ai cittadini. Di questo è un problema continuo, se no se ne viene a capo. È un problema che noi monitoriamo ormai da tantissimi E anni. segnalate. Ogni 6 mesi facciamo una statistica di quello che succede dei reati verso il mondo dell'economia, chiaramente, non i reati complessivi. Noi analizziamo solo quello che succede verso il mondo del commercio, del turismo, servizi, dell'economia in genere. Abbiamo una situazione molto grave. Ora credo a breve usciremo con i dati del 2014. Abbiamo già pubblicato i dati del primo semestre 2014, ora manca il secondo semestre e purtroppo la curva è in netta crescita. Sono anni che purtroppo siamo profeti di quello che sarebbe successo. Vuoi la stessa crisi che aumenta in qualche modo l'attitudine di alcuni soggetti, è uno dei fattori, Sì, La però crisi è penso, uno dei vabbè, ma fattori se sei e preso da fame vai a rubare al supermercato per scatena tutte le mangiare, però. situazioni latenti. E questo è un problema. Secondo problema, una pressione di non italiani eccessiva. Non parlo più di extracomunitari, parlo di non italiani perché anche nazionalità, come dire, che purtroppo sono agli onori delle cronache ultimamente, sono comunitarie. È una pressione eccessiva, cioè non riusciamo a soddisfare la necessità lavorativa, non riusciamo a soddisfare la necessità lavorativa italiana, indigena, figurati se riuscissimo in un intento più ampio che magari... Sì, ma secondo voi che cosa serve? Perché il Questo no, discorso... questo è un aspetto. In più è un'area appetibile da un punto di vista ancora appetibile economicamente, per cui sta succedendo esattamente tutto quello che noi in qualche modo prevedevamo, una crescita, e la crescita purtroppo è notevole. Ora daremo i dati fra qualche giorno. E riguarda non solo Padova, riguarda tutta la provincia di Padova, ma credo che è un fenomeno nazionale, non è che... Programma nazionale, regionale di sicuro. Però a livello regionale io credo che quello che diceva il governatore, l'utilizzo dell'esercito, so che in qualche modo per questione sempre di soldi, è stata ridotta la presenza o addirittura annullata per Padova la presenza dell'esercito, invece no, bisogna intensificarla. Noi dobbiamo Ma è stato preso presidiare... come sentito il discorso che aveva fatto anzi un'intervista del ministro, che l'aveva preso come un elemento di vanto, stiamo riducendo la presenza dell'esercito. Guarda, a me sta bene ridurre, vuol dire che il fenomeno è eliminato, ma in un momento di trend crescente non vado a eliminare un presidio territoriale. Allora, noi abbiamo bisogno di maggior presidio territoriale. Le forze dell'ordine stanno facendo un grandissimo lavoro, grande, riescono a intervenire, prevenire e reprimere. E però poi il problema è che ci sono delle leggi, io non so se ci ricordiamo, sono anni che dico che il nostro sistema giudiziario, ma non nel senso dei giudici, ma proprio dell'ordinamento giudiziario, purtroppo ha dei bachi enormi. Non è possibile, come sono fatte le nostre leggi? Eccessivamente interpretabili, non chiare, difficili. I giudici alla fine interpretano e gestiscono la legge che c'è. Allora, certezza del diritto. Per avere certezza della pena, del diritto, tu devi fare delle leggi univoche, chiare e che prevedano effettivamente la pena. Tu non puoi, una persona che ha reiterato lo stesso reato, rimetterlo in libertà. La reiterazione del reato in altri ordinamenti giuridici, non voglio citare sempre gli anglosassoni, però prevede un aumento della pena. E allora bisogna rivedere. Così come siamo veramente in gravi difficoltà. Ripeto, le forze dell'ordine fanno un gran lavoro, però poi è un lavoro che dovrebbe trovare una finalizzazione diversa. Loro intervengono, prevengono, reprimono, però
Il decreto svuota carceri è stato preso anche in considerazione? Ecco, lo svuota carceri è un altro problema. Ecco, sistematicamente noi abbiamo uno svuota carceri. Cioè, Che non è molti che erano stati casuale dentro, frutto del svuota carceri, dopo sono ogni tornati a svuota carcere tu delinquere. hai un'impennata dei reati. Per cui questo ti fa pensare, c'è qualcosa che non va. Io non sono né un giurista, non sono, però capisco che ci sono delle correlazioni. Mette in difficoltà tutti, mette in difficoltà i commercianti che in molti episodi, in molti casi sono parte diligente, denunciano, segnalano le situazioni di disagio, segnalano reati, poi magari lo stesso individuo che viene arrestato, il giorno dopo gli passa davanti in bottega e lo saluta. Questo provoca sicuramente una disaffezione e quindi, come dire, la non segnalazione in futuro. Infatti, come la vede la situazione dal punto di vista proprio del commercio in senso stretto? Quindi c'è una sofferenza percepita forte, in alcuni si era parlato più volte della necessità anche dei commercianti di armarsi Adesso per reagire, c'hanno delle reazioni... bisogna essere preparati come in tutte le cose, perché non basta avere un'arma per andare a diminuire il rischio, anzi il rischio può aumentare proprio se non sei preparato. E credo che anche in questi progetti il distretto abbiamo in alcuni comuni, tipo a Piove di Sacco, abbiamo degli interventi anche collegati alla sicurezza con investimenti anche importanti nella videosorveglianza, con tecnologie che permettono... Ma può servire la videosorveglianza? Diciamo che servirebbe, come dice il mio Presidente, delle norme che permettono di non delinquere più. Insomma, i distretti purtroppo... Cioè anche le politiche che uno può attivare all'interno dei distretti poi si scontrano con queste cose, facendo sempre riferimento anche alle esperienze all'estero. Siamo andati a vedere qualche anno fa a Birmingham, che ci sono diversi distretti, c'è un'area in particolare che è l'area dei locali dove sono intervenuti e hanno fatto un certo tipo di pulizia. Noi avevamo con noi dei ragazzi che facevano un nostro corso. Uno quella sera aveva un po' esagerato, ci abbiamo messo tutta la notte per trovarlo dov'era, l'avevano preso, portato dentro e tenuto dentro tutta la notte e nessuno lo poteva vedere, cioè non potevamo telefonare, non poteva telefonare a casa né niente, cioè c'è un presidio del territorio, c'è... Eliminato il soggetto pericoloso. Cioè. No, ma poi ci sono dei meccanismi che da noi probabilmente non sono proponibili, anche se sono convinto, ad esempio, anche per il governo di certe situazioni particolari, ad esempio nelle piazze con lo spritz, queste cose qui potrebbero essere interessanti, ma da noi facciamo fatica a proporle. Ad esempio i pubblici esercizi tutti hanno il buttafuori. Poi c'è un sistema di videosorveglianza, è un sistema di catalogazione delle persone, non che delinquono, anche delle persone a rischio, che permettono ai locali o agli esercenti, eccetera, di riconoscere la persona e tenerla fuori dal posto. C'è un grosso presidio, come diceva il Presidente, da parte della parte pubblica sulla sicurezza, e poi ci sono anche alcune cose fatte dai privati un po' particolari. È stato anche premiato recentemente, non mi ricordo in quale città dell'Inghilterra, il coinvolgimento ad esempio di alcune associazioni di volontari che durante la settimana o durante le serate così presidiano il territorio, intervengono in situazioni un po' particolari, però bisogna essere preparati, ecco, questo... Sì, ma c'è, scusa, completo, c'è un aspetto importante, quello che diceva Marco, cioè il soggetto che va fuori dalle righe viene subito sanzionato. Questa è la realtà. In America, se guidi in stato di ebbrezza, la mattina dopo hai un processo per direttissima. Cioè, queste sono le differenze, questo vale per tutto. Cioè, non è possibile che noi ci ritroviamo lo stesso soggetto che ruba nello stesso negozio e gli dico, insomma, jeans, abbiamo letto tutti, no, la notizia. Al terzo tentativo dice, vabbè, è l'unica scusa, vabbè, cambio negozio. Cioè, non è questo perché evidentemente stiamo trasmettendo questo tipo di messaggio. Il fatto di armarsi, l'abbiamo già vissuta sta cosa nel 2002, 2003, 2004. Avevamo il 6,5% dei commercianti armati e il 18% che pensava di comprare un'arma. Ma non è che sono così sfizzi, è che proprio il senso di voler difendere se stessi, la propria famiglia e i propri clienti. Ma il vero nodo
avere un'arma, e abbiamo visto quello che è successo purtroppo in tanti casi, è pericolosissimo per se stessi. Ecco perché noi abbiamo fatto tanto lavoro di formazione insieme con le questure, insieme proprio per disincentivare questo metodo, incentivare invece altri metodi di difesa, perché un'arma, se ti capita come dire, il delinquente disgraziato con una pistola a giocattolo, tu non puoi capire che è una pistola a giocattolo, gli spari, l'ammazzi e sei finito. Ti capita il vero delinquente nel momento stesso in cui pensi di usare l'arma, sei già morto. Questa è la realtà. Ecco perché siamo molto preoccupati di quello che sta succedendo, perché stiamo rivivendo quello che abbiamo già vissuto, con una differenza molto più grave oggi, perché è diventata esasperante. Esatto. Se prima la pressione era 10, ora la pressione è 40. Assolutamente, no, ma c'è il problema che, fatti di cronaca di ieri, la famiglia in casa è stata pestata, cioè a sangue, quando incominci poi ad avere l'aggressione anche violenta, è ovvio che qualcosa devi pensare. Ma perché è cambiato il metodo, esatto. È cambiato proprio il sistema. Infatti, come manager, coordinatore... La sicurezza è una tematica, come si vede, delicata, no? Lo so, delicata, però interessa moltissime persone perché più volte la porta al centro dell'attenzione. Io lo distingo in due grandi attualità. aree. La sicurezza, la percezione che manca della sicurezza, che spesso è quella che i commercianti nei comuni medio-piccoli hanno. Io ho visto più volte commercianti donne chiudere insieme la saracinesca, coordinarsi, chiudere e andare via insieme, una cosa che ho notato, non perché era scattato l'orario X, ma proprio una aspettava l'altra, sono rimasta perché colpita. solitamente è successo qualcosa lì vicino, infatti questa è la verità. Sono rimasta da guardare questa cosa in una E c'è il tema della particolare. sicurezza dei veri problemi, cioè il furto, la rapina e quant'altro, che nel comune di Este si contano, penso, non nel palmo della mano, ma in 3 dita. Quindi pochissimi. Pochissimi. Ma al di là di questo ci sono diversi interventi che possono, diciamo, garantire e fare un qualcosa per il problema della sicurezza per quanto riguarda perlomeno la percezione. Uno, l'illuminazione. Spesso i centri, soprattutto quelli medio-piccoli, d'inverno alle 4 del pomeriggio sono bui. Ascoltate sindaci e amministratori che dopo dovete rispondere su questi aspetti. Quindi anche un consumatore che vuole andare alle 4 del pomeriggio in un centro per fare degli acquisti, la percezione della sicurezza e quindi di essere insicuro c'è. Quindi un po' di illuminazione in più non guasta mai. 2, il presidio del territorio, come diceva il Presidente. Purtroppo le forze dell'ordine, tagli di benzina, piuttosto che territori sempre più vasti da presidiare, non sono in grado di fare più la passeggiata, come mi ricordo da bambino facevano sui portici, e quindi in qualche modo bisogna garantire il presidio del territorio. Come? Ci sono associazioni, carabinieri in congedo, ci sono queste nuove figure che noi sperimentiamo da tempo degli steward urbani, che sicuramente non hanno la competenza di garantire la sicurezza a 360 gradi, ma perlomeno quando vedi 2 persone, 3 persone che in maniera gentile ti accompagnano verso la periferia del distretto, diciamo, in qualche modo uno dice ma non vado più lì perché comunque ci sono delle persone che in qualche modo mi allontanano. Poi su tutta la questione relativa ai furti, che ci sono di notte, tanto per essere chiari, questi bandi che grazie all'intervento della Regione a sua volta ricadranno sulle imprese potrebbero essere interessanti. Cioè, se non sbaglio, facendo mali conti, grazie a Confesercenti sul territorio della provincia di Padova metteremo in campo circa un investimento di 800.000 euro per le imprese. E per far se il problema dell'operatore è la sicurezza interna, potrà accedere e quindi chiedere un contributo al comune di riferimento per installare telecamere, piuttosto che rivedere gli infissi, piuttosto che altre cose. Metri blindati, eccetera. Blindati e quant'altro. Però il tema della sicurezza, starei attento a dire il problema cardine dei centri della sicurezza. Insomma, No, assolutamente. No, non è il problema cardine, però livelli. in una città che vuole essere una città turistica, certo. una città che vuole essere una città di terziario, di commercio, il tema sicurezza è un tema importante. Che va Poi non sia cardine, che va gestito e governato come qualsiasi altra tematica che è l'eventistica piuttosto che altre cose. Anche perché se fanno 2 furti in un'azienda, l'azienda chiude. No, io sto pensando ai classici furti che nella zona del Veneto sono andati
ruba come evento i furti nei negozi di biciclette. Hanno svuotato molteplici volte anche lo stesso negozio portando dei danni inestimabili, alcuni sono ridotti veramente o vendono tricicli. Evidentemente c'è domanda. Hanno dovuto chiudere. C'è domanda sì, lo so. in qualche no, ma la cosa paradossale è che nazione. io ho parlato con questi operatori e sono rimasta veramente colpita, e anche questo fatto, sono stati inquadrati con le telecamere, quindi dici ma cosa serve a questo punto la telecamera? Tanto questi sono comunque incappucciati eccetera. Poi la bicicletta hanno scoperto che già l'hanno anche individuato. Faceva l'analisi giusta il presidente Nicola Rossi. L'analisi giusta è questa, che dopo 2 giorni sono fuori. Sono fuori, sì, sono fuori, quindi non abbiamo quindi lo Stato di diritto. La telecamera che lo Stato di diritto non ce l'abbiamo. Questo è il problema. E quindi su questo punto siamo in difficoltà, cioè noi... Ecco, a Davano per esempio hanno iniziato a colpire gli alberghi. Ma io dico, no? Questo è un problema anche per gli operatori faccio un passino turistici. indietro. Cioè, come dice il mio sindaco Luca Claudio, noi siamo, come si può dire, immobilizzati, cioè noi come amministrazione comunale non possiamo fare niente. Ma il cittadino questo non riesce a comprenderlo. Ma dico, che strumenti abbiamo? Il cittadino, abbiamo sentito anche in qualche altra intervista, cioè dice ma come lei sindaco non può fare niente? Io ho le mani legate. Glielo chiedo proprio che è una cosa che è un pensiero comune, ma per esempio in un momento di criticità come questo, negli orari cardine in cui avvengono questi furti, cambiare gli orari dei vigili urbani. I vigili urbani a questo punto per un periodo non metteranno le multe, pazienza, per divieto di sosta, le solite cose, ma presidiano il territorio, visto che dalle 17 alle 19 è l'orario clou in cui c'è più rischio, 19:30 quando chiudono i negozi, ma siamo arrivati al paradosso che in alcuni centri, peraltro anche i centri di Montegrotto, chiudono alle 19 e c'è il deserto dei tartari, cioè tu vai in giro alle 19:30 e ti assicuro che c'è il nulla eterno e non può essere così. Diciamo che le nostre forze dell'ordine stanno facendo, secondo il mio punto di vista, ma secondo anche tutti noi, insomma, che vediamo, stanno facendo i salti mortali. Ma può essere fatto un cambio di turni, messi a presidiare il più di territorio? quelli che possono fare, perché poi abbiamo anche il sindacato che poi ci dice... C'è un problema di organico, di sindacato? Ci dicono che non possono fare più di tot straordinari. Noi cercheremo di mettere nel nostro bilancio, ho sentito appunto pochi giorni fa che lo diceva Luca Claudio, cercheremo di mettere qualche capitolo in più per, insomma, per dare possibilità di fare qualcosa in più. Però siamo sottostimati, cioè abbiamo necessità è strettamente correlato all'attività commerciale e al turismo, questo aspetto qua della sicurezza. Quando vengono colpite anche le attività turistiche o si rende una percezione, è vero, per carità, però il turista con una percezione di non essere sicuro non ti viene. Sì, diciamo che noi nelle nostre terme siamo ancora un'isola felice, cioè voglio dire... a parte qualche caso in questi giorni, insomma, il mio sindaco, eccetera, quindi, però siamo ancora un'isola felice. Certo, bisogna mantenerla. Però dai che i garage sono stati visitati tutti almeno 2 o 3 volte. Beh, insomma, un po' dappertutto, insomma, succede questo. Cioè, questa è felicità. Però, ecco, io credo che anche, insomma, credo che i più tutelati per questo siano i prefetti, cioè abbiamo bisogno di una mano da loro. Li avete sollecitati? Beh, credo che, insomma, un sindaco come Luca Claudio, insomma, forse li ha sollecitati anche un po' troppo. Però, ecco, quello che io dico, insomma, da lì viene la nostra forza, da lì viene, insomma, l'aiuto che noi possiamo avere. E quindi io dico anche che comunque, insomma, anche l'esercito può fare prevenzione. Non dico mica che ci sia uno ogni metro, ogni albergo, ci sia l'esercito. Però io dico, è un deterrente, perché quando loro vedono una forza dell'ordine in giro, abbiamo visto che anche questi eventi succedono anche la mattina, avvengono anche alle 4 del pomeriggio e vengono anche alla notte, quindi è un po' fatica riuscire a controllare il territorio 24 ore su 24. Assolutamente, però Este ne ha pochi di fatti del genere. Meno. Diciamo ce ne sono, perché non è che non ce ne siano, ovviamente magari sono stati molto frequenti in un breve spazio di tempo, cioè ce ne sono stati pochi, diciamo, rispetto agli altri anni, più o meno lo stesso numero, però più concentrati in un breve periodo di tempo, e quindi questo dà quella percezione che siamo sempre sotto tiro.
Diciamo che ecco, un'altra cosa che il gruppo, l'associazione dei commercianti potrebbe fare è condividere per esempio anche la spesa di una sorveglianza comune, nel senso che tanti di noi commercianti hanno già una sorveglianza privata, diciamo che fa il giro alla notte, controlla la porta se è chiusa, insomma c'è un minimo. Invece di farlo singolarmente, un'associazione come quella che stiamo portando avanti noi potrebbe fare un contratto diciamo comune e quindi magari dividere la spesa e magari fare dei passaggi ulteriori, magari più sovente, in modo da controllare di più il territorio, il centro e la zona diciamo commerciale della nostra città. Questa è un'altra cosa che potrebbe essere utile. Questa sperimentazione l'abbiamo già fatta. Ecco. Ha avuto grande successo, l'abbiamo fatta a Solesino alcuni anni fa, dove c'è stato un momento che i reati erano incredibilmente, succede, parliamo di 4 anni fa, 5 anni fa, avevamo un numero di tentativi di furto, furti, eccetera, veramente abnorme. Abbiamo fatto un accordo con una società privata, messi insieme circa 200 utenti fra privati e commercianti, ha avuto successo. In 6 mesi, da 2 eventi al giorno, si è passati a 2 in 6 mesi. Caspita, quindi sì, sono cose... quindi un crollo verticale. Un bello strumento anche questo. Ho visto recentemente anche tra l'altro una città dell'Emilia Romagna, non mi ricordo più quale, che ha praticamente informatizzato tutta la città con un sistema tipo Smart City, ovviamente potenziando la banda larga, eccetera, e praticamente tutta la città è monitorata minuto per minuto con un computer, tra l'altro, che mette anche, ci sono 3 persone assembrate, qua c'è un po' diciamo il pericolo della privacy, secondo me. Ecco. Però bisognerebbe superare questi problemi di... Io l'ho visto proprio pochi giorni fa per Pixel, mi pare, che è la trasmissione quella della tecnologia, eccetera. E mi ha impressionato una cosa incredibile, c'è praticamente una centrale di informatica. Occelo, ma minuto sono queste micro telecamerine che controllano tutto il territorio della città. Sì, è vero, però dà un po' di ansia. Nel distretto di Piove l'intervento sarà simile a questa cosa qua. Queste sono le cose che funzionano perché cosa siamo l'altra cosa prevenzione e repressione. No, vi do subito la parola per tenere in mente, poi darò anche al sindaco. Gli altri sono passati prima, io mi ricordo, c'erano tutti gli steward con la giacchina fosforescente alla sera su tutta la zona dei locali, alla sera era una cosa, cioè non potevi veramente fare nulla. Torniamo su questo tema, dopo la parola e anche al sindaco, poi pubblicità, pochissimi secondi.